Amici della Titanus, ciao da Luca Veneziano, ci troviamo in provincia di Pesaro, per l'esattezza a Calcinelli, che è un locale veramente storico. Qua a Calcinelli si chiama Verve, tutti se lo ricordano comunque come Boomerang, perché da qui è partita la moda degli afro raduni, quindi il funky, l'afro è partito tutto da questo locale storico gestito allora da Persico Valentino e prosegue con suo figlio Sauro Persico, che è qua a fianco a me. Cosa ti ricordi di quegli anni? Siamo all'incirca i primi degli anni 80, per esattezza il primo raduno a testimonianza è stato fatto proprio martedì 1° novembre del 1983, qua sono passati un po' di anni, c'è qualche cambiamento nell'aspetto, però ci siamo. Dietro questo Gran Gala DJ, raduno DJ non stop, poi è stato ideato il Gran Gala DJ e questo libro che ne è la testimonianza con tutti i disc jockey dell'epoca. Stavo chiedendo a Sauro una sua testimonianza su quelle serate che erano veramente magiche. Come ricordiamo tutti, ricordiamo sempre che i pomeriggi iniziavano fin dalle 4 del pomeriggio e già dalle 4 del pomeriggio il parcheggio era sempre pieno. Grandi serate con grandi DJ. Mi ricordo che io praticamente ero presente perché ero praticamente quello che operava le console delle luci. Qui abbiamo iniziato perché io ero con Sauro all'epoca, sono passati veramente tutti i disc jockey, quelli veramente più grandi. Qua vicino a me c'è Gigi Della Villa, un testimone ed un protagonista dell'epoca, perché è stato colui che ha lanciato la Villa delle Rose a Misano. Anche esatto. Tu vuoi dare una testimonianza agli amici che ci seguono? Cioè, in che senso? Una testimonianza di quegli anni. Vabbè, guarda, per me quegli anni lì sono indescrivibili, non saprei come dirti, sono troppo belli, sono rimasti nella memoria di tutti. Dirlo così a parole è veramente difficile. È vero, è una testimonianza delle cose che stiamo dicendo, è proprio che alcuni di loro, i più forti, tra i quali lui, Gigi Della Villa, Mozart, Rubens, sono tuttora in auge e fanno serate in tutta Italia. Dietro le emozioni degli anni 80, dei primi anni 80, alcuni dei frequentatori di questo locale sono cresciuti con la passione degli anni 70, qui a fianco ce ne sono due che hanno portato la loro passione fino agli anni 2000, Tiziano e Mauro. Tiziano, loro questa raccolta, questa collezione di anni 70 di videocassette, di cassette anche. Di musicassette. Io innanzitutto ero un assiduo frequentatore di questo locale, non ho mai saltato un sabato, specialmente nell'anno 81, ormai 26 anni fa. Ero un frequentatore assiduo. Facciamo questa serata proprio non solo per ricordare quello che era il Boomerang, perché questo è lo spirito, ma noi facciamo sempre questo tipo di feste perché questa musica non sia lasciata nel dimenticatoio, ma è sempre attuale come negli anni 80. È un momento di incontro, riportiamo i DJ e le persone a rivivere queste emozioni, queste passioni come allora. Ecco, infatti scorrono il sottofondo musicale, le vecchie canzoni degli anni 70 che sono tuttora in voga. Tu mi facevi vedere, mentre non eravamo in onda, una cassetta. Eccola, questa è una cassetta storica. Che sono un amico di Luca, ho una testimonianza. Qui nell'82 festeggiamo il compleanno proprio di Luca Veneziano e ho una parte della serata registrata. Questa è una chicca, una delle cassette originali della serata. La festa in pratica del mio compleanno. Era la festa del mio compleanno con grandi disc jockey e in quella data è stata registrata questa cassetta che Tiziano conserva come una reliquia. Veneziano Birthday, 5 febbraio 1982. Grazie a Mauro, invece una testimonianza di quel tempo. Sì, anche io frequentavo come amico a Tiziano
e poi avevo la passione della musica e del vinile, che ho continuato comunque a mantenere nel tempo, anche comprando anche tuttora vinile, e la passione comunque che ci accomuna è la musica, solo legata a quel periodo degli anni. E niente, per ritrovarci nei tempi abbiamo pensato di rievocare i ricordi dell'epoca organizzando feste. Questa serata. Ok, allora per non dimenticare i grandi raduni fatti qua al Boomerang Club di Calcinelli, questa grande serata dedicata per l'appunto alla Gran Gala DJ. Siamo a Calcinelli in provincia di Pesaro, la discoteca si chiama Verve.